bilanci comuni italiani stiamo assistendo appunto all'ultima rata dell'IMU, stiamo vedendo questo patto di stabilità anche sotto i 5.000 abitanti. Com'è la situazione? La situazione è drammatica, nel senso che aver dovuto aggiustare i bilanci con le ultime stime e fare tagli pesantissimi per comuni che hanno un bilancio di spesa corrente di 7 milioni hanno dovuto tagliare 400.000 euro, insomma, ed è evidente che credo che ci sia qualche problema nel rientrare nel patto di stabilità quest'anno per diversi comuni, e se lo faranno è penalizzando la spesa, in particolare la spesa sociale, in modo pesantissimo. Chiaro che questa è una condizione che deve essere come minimo migliorata, c'è in discussione proprio in queste ore al Senato la legge di stabilità, noi abbiamo presentato i nostri emendamenti, il Veneto su questo ovviamente è stato molto presente, è partita dal Veneto la proposta di impugnare gli atti di stima del governo, quindi insomma è avvenuto all'interno della consulta finanze nazionale, ma è partita da amministratori del Veneto, ed è evidente che c'è un contenzioso aperto, insomma, che ci mette in estrema difficoltà, perché le stime significano tagli veri e quindi minori risorse per gestire i servizi dedicati alle nostre popolazioni. E quindi noi speriamo che vengano accolti gli emendamenti per un semplice motivo: per permettere ai comuni e ai sindaci di dover decidere in autonomia quelle che sono le imposte locali, a partire dall'IMU, che deve essere una imposta totalmente dedicata ai comuni e non deve avere nessun tipo di travaso nelle casse dello Stato. Le aliquote devono essere lasciate libere all'interno di un range che va bene anche quello che c'è oggi, però con autonomia sul piano regolamentare e quindi di imposizione. Io penso che dobbiamo riprendere un po', e questo anche l'ANCI nazionale lo sta riprendendo. Sono stato all'incontro con il Presidente della Repubblica settimana scorsa, con il direttivo ANCI nazionale, e tutti sono assolutamente convinti che deve essere ripreso il discorso sul federalismo, a partire da quello fiscale. L'autonomia legislativa e normativa anche, perché sta avvenendo nel Paese una grande rivoluzione, il taglio delle province, il riordino delle province, le città metropolitane e via dicendo, e questo sta passando sopra le teste dell'ANCI e dei sindaci. Vogliamo partecipare attivamente a tutto questo cambiamento, essendo anche coscienti che la ripresa c'è se ci sono enti locali forti, amministrazioni e sindaci che svolgono il loro ruolo in modo pieno e con autonomia sul territorio. Allora avremo anche una prospettiva migliore per quanto riguarda la ripresa economica. Come rispondono da Roma a queste richieste? Allora, oggi sentendo dei colleghi, in particolare il Presidente della Consulta appunto Finanze Nazionali, il sindaco di Andorra Floris, sembra un'apertura sulla questione dell'IMU e un'apertura anche sul patto di stabilità per cercare di attenuarlo, in particolare per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti. Però dobbiamo verificarlo all'atto dei fatti, nel senso che gli emendamenti sono presentati, sono emendamenti che sono stati assunti tramite ANCI, e quindi verificheremo poi alla fine, alla conclusione del percorso legislativo, quello che sarà il risultato. È evidente che se non ci saranno risultati non è solo un'agitazione quella dei comuni, diventerà una protesta molto pesante.